Eccoci qua, vi ripresento il nostro ospite Eugenio Benetazzo, economista, grazie di essere qui con noi. Allora, con Eugenio Benetazzo voglio fare un po' una panoramica, visto che vive all'estero, in modo particolare a fattispecie adesso in Spagna, e ha una vision globale della situazione economica e come si muovono, è un po' anche da pronostico, perché riesce ad intuire da sempre, ai noi, perché non sempre, non è mai successo nel bene finora, quello che andrà a verificarsi, quindi gli andamenti macroeconomici in generale, farà appunto una panoramica di quello che sta succedendo. Allora, io direi di partire dal paese più vicino a noi, quindi sarà appunto la Spagna, che è andata a elezioni. Che fermento c'è in Spagna? Perché abbiamo questi movimenti anche indipendentisti molto forti, che richiedono un'autonomia serrata, che però sono contrastati anche in modo pesantissimo dallo Stato centrale. Andando a elezioni, che cosa si è verificato? Anche in Spagna aria di cambiamento, volontà di portare il paese a un nuovo tipo di equilibrio per quanto concerne sia la governance politica che soprattutto poi anche il tipo di modello di sviluppo economico. Perché? Tutto sommato la Spagna va anche bene. La Spagna è stato il paese che all'interno dell'area euro negli ultimi 5 anni è quello che è cresciuto di più in assoluto, perché e questo è un pregio dovuto agli interventi di riforma strutturale all'economia che ha portato il governo di Rajoy tra il 2012 e lo scorso anno, quando ha dovuto dimettersi. Poi c'è stato anche lì un nuovo turnover politico. È cresciuta molto la Spagna perché ha utilizzato gli aiuti che sono arrivati dall'Unione Europea quando, forse se ce lo ricordiamo, dopo la crisi immobiliare tra il 2008 e il 2009 e tutta l'industria bancaria era sostanzialmente in ginocchio, sono stati necessari interventi di ristrutturazione e ripatrimonializzazione, e per fare questo il governo ha dovuto implementare un'agenda abbastanza piuttosto vivace di riforme che rimettessero nella centralità del dibattito politico l'azienda, l'impresa, quindi la necessità di creare posti di lavoro in poco tempo, e questo sono riusciti a farlo attraverso sia delle agevolazioni fiscali che anche delle operazioni di desindacalizzazione nel mercato del lavoro. La Spagna poi ha un plus rispetto agli altri paesi, soprattutto quelli mediterranei, che mette veramente il turismo al centro della propria agenda politica, tanto è vero che si è convertita nel primo paese in Europa per incoming turistico, surclassando addirittura la Francia, e questo è accaduto nel giro appunto di un quinquennio. Quindi in parte si è voluto riportare la fiscalità di chi fa impresa a condizioni più competitive. Secondo, il mercato di lavoro è stato reso più flessibile in modo tale da non creare quelle barriere tipiche rigide che ci sono ad esempio qui in Italia. Terzo, le banche sono state aiutate attraverso gli interventi di rafforzamento patrimoniale grazie alle autorità sovranazionali monetarie. Poi c'è stato anche, questo è un effetto di natura esogena, il contributo al mercato turistico, al settore turistico, in quanto alcuni paesi dell'area mediterranea hanno perso di appeal sia per vicende legate alla non tranquillità interna. Esatto, e poi anche perché grazie ormai a un'invasione delle compagnie low cost c'è la possibilità di raggiungere anche la penisola iberica, quasi tutte le principali città europee, e quindi si sono create una serie di condizioni particolarmente favorevoli che hanno creato abbrivio e propulsione in termini di 2,5-3 punti percentuali all'anno. Cosa che invece non possiamo dire per altri paesi come l'Italia e la Francia, che invece sono stati letteralmente imballati proprio perché durante questi 10 anni, 2009-2019, sostanzialmente non si sono apportate delle grandi
riforme di caratura strutturale per l'economia nazionale, cioè sostanzialmente si è vivacchiato grazie agli aiuti delle autorità sovranazionali a delle condizioni economiche mondiali particolarmente favorevoli. Ricordiamoci sia i tassi di interesse negativi, il rapporto di cambio con il dollaro e anche il prezzo delle materie prime che hanno aiutato quindi a in qualche modo rimanere competitive o se non altro a non annaspare il tessuto imprenditoriale in Europa. Ecco, ma allora come si spiega